di Strasburgo contro i giudici italiani accusati di non aver protetto una donna padovana dal marito violento. Lo Stato dovrà pagarle 10.000 euro di risarcimento. Femminicidio di Vicenza, domani l'ultimo saluto a Lidia Milokovic, il compagno Daniele. A lei dedico la canzone che le ricordava la spensieratezza della gioventù. Tragico epilogo nella scomparsa di un 49enne a Tezze, padre di 3 figli. Dopo giorni di ricerca nel pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo, indagini dei carabinieri. Scontro questa mattina all'alba lungo la Romea tra un'auto e un camion, a perdere la vita un 25enne al volante della vettura statale chiusa per ore. Mattinata di follia a Montebelluna, marocchino 25enne semina il panico, mezzo nudo lancia in aria i tavolini del bar in centro, ferito il titolare, il sindaco, ora i DASP urbani. Ballottaggio a Verona, sorpresa Federico Sboarina rifiuta l'apparentamento con Flavio Tosi, l'annuncio in una conferenza stampa dapprima convocata per la mattinata poi rinviata al pomeriggio. Un pezzo di storia che se ne va, Longarone piange la morte di Gianni Olivier, il maestro testimonianza vivente del disastro del Vajont. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con una sentenza che potrebbe davvero creare un precedente importante. La sentenza è quella della Corte europea dei diritti per l'uomo, che ha stabilito che lo Stato dovrà risarcire una donna padovana maltrattata dal marito per non essere stata protetta. L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per il trattamento inumano e degradante di una donna perché le autorità non hanno agito per proteggerla dall'ex marito violento. Il caso riguarda Silvia De Giorgi, residente nel Padovano. Tra il 2015 e il 2019 ha denunciato ben 7 volte il marito, da cui era separata dal 2013, per averla più volte minacciata di morte, colpita con un casco, averle messo telecamere in casa, perseguitata, seguita e molestata per non aver pagato gli alimenti e per aver maltrattato i 3 figli. I giudici della Corte europea per i diritti umani chiamano in causa l'inazione dei magistrati, stabilendo che lo Stato deve versarle 10.000 euro per danni morali. La sentenza di Strasburgo è chiara: nonostante i rapporti dei carabinieri, dell'ospedale e anche dei servizi sociali che contengono prove di quanto la donna afferma, i magistrati incaricati di valutare il caso non hanno preso alcuna iniziativa per rispondere alle denunce della donna. La loro inazione, afferma la Corte di Strasburgo, ha creato una situazione di impunità per l'ex marito. Un ex marito che deve essere ancora processato per un atto violento commesso nel novembre del 2015, mentre restano in sospeso le inchieste sulle denunce che risalgono al 2016. Soddisfatto il legale della donna in quanto sono state riconosciute tutte le violazioni denunciate. Tutte le doglianze che avevamo sottoposto alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo sono state accolte. Hanno trovato quindi piena soddisfazione. Spero che quindi questa sentenza costituisca, al di là di una critica, costituisca anche un ulteriore punto di partenza per quello che deve essere la costruzione di un sistema di valori, di regole, di principi e di modalità di approccio a questo fenomeno. Domani l'ultimo addio a Lidia Milokovic, una delle 2 vittime del femminicidio di Vicenza. Il compagno Daniele dice: la ricorderemo tutti per il suo sorriso e la sua dolcezza. A lei dedico la canzone che le ricordava la spensieratezza della gioventù. E faccio fatica a trovare le parole da dire domani, perché ne avrei tante. L'unica cosa che vorrei ricordare era Lidia, il suo sorriso, la sua bontà, la sua dolcezza, l'essere donna con la D maiuscola. Ho un ricordo di una sera che eravamo a casa, che stavamo cucinando, io ho messo una canzone e ho visto che era gioiosa, perché quella era la canzone che ascoltava lei quando era nella sua gioventù in Serbia. E vorrei dedicargli quella canzone perché ricorda un po' la spensieratezza che aveva prima di venire qua in Italia, e mi ricorda quella sera che l'ho vista veramente
contenta e felice di ascoltare questa canzone. Sarà sulle note di una canzone non svelata, a lei cara, l'addio a Lidia, la mamma 42enne morta per mano dell'ex marito Zlatan Vasiljevic, che ha ucciso anche l'ex fidanzata Gabriela Serrano, residente a Rubano. Domani alla chiesa serbo-ortodossa di San Luca a Vicenza, l'ultimo abbraccio dei figli, dei parenti e degli amici a Lidia, un giorno zero, il giorno della presa di coscienza dopo la tragedia. Siamo consapevoli che domani sarà il giorno zero, ecco, che ci renderemo conto che effettivamente Lidia non c'è più. Per quanto mi riguarda, per adesso penso sempre che sia una festa intitolata a lei con le foto e quant'altro, ma spero sempre che magari da un momento all'altro arrivi per la sua festa, ecco. Vicenza e Schio, città dove Lidia ha vissuto, si stringono nel cordoglio alle famiglie. A Schio lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. Noi parteciperemo ufficialmente in segno di vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità. Contemporaneamente al rito funebre è previsto un sit-in fuori dal Tribunale di Vicenza organizzato da 2 associazioni del territorio per dire basta alle violenze di genere. È finita in tragedia la scomparsa di un 49enne padre di 3 figli nel Vicentino, a Tezze sul Brenta. L'uomo si era allontanato da casa domenica sera. È stato trovato nel pomeriggio di oggi senza vita Davide Zanotto, il 49enne di Cusinati di Tezze, scomparso da casa domenica sera. Il corpo dell'operaio è stato rinvenuto nelle acque del laghetto di Camazzole, a Carmignano di Brenta. Sul posto è stata trovata anche la bicicletta con la quale Zanotto si era allontanato senza portare con sé né il telefono cellulare né i documenti. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno chiamato il 112. Sul luogo sono giunti i carabinieri. Secondo le indagini si tratterebbe di un gesto estremo. Nel veneziano, con un tragico schianto all'alba di oggi lungo la Romea, a perdere la vita un 25enne di Mira al volante dell'auto finita contro un tir. Un 25enne di Mira, Giacomo Zandron, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 7 di giovedì mattina lungo la statale Romea. Lo scontro frontale tra l'automobile del giovane che si stava recando al lavoro e un camion è avvenuto tra lo svincolo di Campagnalupi e Campo Nogara. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del SUEM, ma nonostante i soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del giovane automobilista. Contemporaneamente erano intervenuti anche i vigili del fuoco in arrivo da Mira, che avevano messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'automobilista. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chioggia, che hanno gestito i pesanti disagi per il traffico. La Romea è rimasta infatti paralizzata per tutta la mattina, con code in direzione Chioggia e Mestre. Dopo un senso unico alternato istituito verso mezzogiorno, infatti, la strada è stata riaperta completamente al traffico solo dopo le 13. Attimi di vero terrore questa mattina in pieno centro a Montebelluna, dove un 25enne di origini marocchine ha dato in escandescenze danneggiando un locale e aggredendo il titolare. Il sindaco di Montebelluna Bordin dice ora subito i DASPO urbani. Sembrano momenti interminabili di pura follia al bar alla Loggia in piazza Mazzini nel cuore di Montebelluna. Un 25enne all'improvviso entra nel locale seminudo, tenta di asportare degli alcolici, interviene il titolare e l'uomo inizia a dare in escandescenze sotto gli occhi atterriti degli avventori. Nessuno riesce a calmare gli animi del 25enne di origini marocchine senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine. Lancia in aria tutto ciò che trova davanti, tavolini, tovaglie, sedie. Accade intorno alle 10 quando all'interno del bar ci sono molti clienti che tranquillamente sorseggiano il caffè. Scatta il fuggi generale. I cittadini chiamano il 112, numerose le segnalazioni ai carabinieri. Il titolare del locale tenta di bloccare lo straniero in evidente stato di alterazione psicofisica, ma viene aggredito e ferito ad una mano. Sul posto arrivano diverse pattuglie dei militari dell'Arma. L'uomo viene bloccato e portato presso la sede della compagnia dei carabinieri
Carabinieri di Montebelluna. Per lui scatta l'arresto per rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Nessun militare è rimasto ferito. La rabbia del sindaco Adalberto Bordin. Credo sia necessario avere delle norme più stringenti, delle leggi più stringenti e certezze della pena che prima ancora di punire fungano da deterrente. Il Comune, come ho già detto la settimana scorsa, ha tutta l'intenzione di attuare il DASPO urbano, cosa che è stata, di cui abbiamo parlato anche ieri in un vertice in prefettura. Il sindaco appena accaduto si è recato dai titolari. Vorrei dire che le attività commerciali escono da un momento di pandemia durato più di 2 anni. Christian è il titolare del bar che lavora qualcosa come 14 ore al giorno, quindi a maggior ragione è una cosa che dà veramente molto fastidio. Il bar è stato chiuso perché il titolare ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Incredula la gente. Intanto sui social ha iniziato a girare il video di quei momenti di terrore. Io ho visto dei video che mi hanno mandato su WhatsApp questa mattina, sono video un po' che fanno un po' pensare. Mi immagino seduto qui con mia figlia e succede questo, cosa fai? Io faccio anche volontariato con l'Arma dei Carabinieri, sì, con l'associazione nazionale, e si vedono sti fatti sporadici di questa gioventù che non so cosa ci sia in giro. Si indaga per capire le cause dell'incendio che ha distrutto un cantiere vicino all'impianto di depurazione di Acegas APS a Padova. 3 container completamente distrutti dalle fiamme. L'incendio è divampato nella notte in un cantiere edile adiacente all'impianto di depurazione di Acegas APS. Il rogo ha divorato in fretta tutto il materiale depositato all'interno della struttura. Il cantiere si trova nell'area dove avviene la depurazione delle acque e sta svolgendo lavori di ampliamento dell'impianto di via Asconio Pediano alle porte della zona industriale di Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autobotte e solo dopo molte ore hanno avuto la meglio delle fiamme. Fortunatamente a quell'ora il cantiere era vuoto e quindi non ci sono stati feriti. La polizia, allertata dai vigili del fuoco, una volta sul posto ha notato una manomissione della centralina di comando del cancello Carraio. Secondo i primi rilievi il cancello di ingresso del cantiere è stato manomesso e quindi l'area è stata posta sotto sequestro. Le cause del rogo non si conoscono ancora, ma si propende per l'ipotesi dolosa. Si continua a cercare il giovane francese scomparso la scorsa settimana da Treviso. Preoccupatissimi i genitori che si sono affidati ad un legale trevigiano. Il ragazzo ha 26 anni e con sé non ha il cellulare. Per ora fortunatamente è ancora nei paraggi e speriamo che le segnalazioni e questo nuovo appello possano sortire i risultati sperati. Non si esclude possa essere ancora in città o nei dintorni Jolie Exos, 26enne di origini francesi, di cui si sono perse letteralmente le tracce. L'allerta con il passare dei giorni è diventata generale per questo giovane che si trovava nella Marca per sottoporsi a delle cure mediche. Dopo essere uscito da solo a piedi dall'ospedale Cafoncello si è come volatilizzato l'8 di giugno, lasciando nella disperazione chi lo conosceva. La denuncia dei genitori, il padre si trova in Francia, la madre a Vicenza, è stata fatta il giorno successivo e un appello è stato lanciato anche nel corso della trasmissione Chi l'ha visto. È stato veduto al centro Appiani, nel garage e credo domenica scorsa, verosimilmente chiaramente perché si tratta di segnalazioni di chi l'ha visto, non possiamo avere la certezza e sono già state fatte delle informative alla questura perché proceda a degli approfondimenti. Una seconda segnalazione è stata effettuata vicino al palazzo di Confcommercio in Vicolo Venier, quindi in zone molto vicine al luogo in cui è stato visto per l'ultima volta, ovvero al Cafoncello. Il ragazzo potrebbe essere salito su un treno dopo aver raggiunto la stazione del capoluogo. In tasca non aveva il suo cellulare. Si tratterebbe, stando ai primi riscontri degli inquirenti, di un allontanamento volontario, non il primo tra l'altro. I genitori si sono appoggiati all'avvocato trevigiano Fabiana Biasetto per tenere alta l'attenzione su una scomparsa che inquieta. Jolie manca da oltre una settimana. Sono preoccupatissimi perché il ragazzo ha bisogno di cure mediche e quindi è necessario che si sottoponga a dei trattamenti sanitari.
La politica, colpo di scena a Verona con Federico Sboarina che rifiuta l'apparentamento con Flavio Tosi al ballottaggio per le amministrative in programma il 26 giugno. Lo ha annunciato nel pomeriggio in una conferenza stampa. Sboarina in vantaggio di 7 punti rispetto al candidato del centro-sinistra Damiano Tommasi tenterà in sostanza il recupero contando sulla coalizione con Lega, Fratelli d'Italia e Lista Brugnaro che l'hanno sostenuto al primo turno. Il cuore del centrodestra batte unito, ha detto Sboarina, sia il contratto con i veronesi, no agli accordi di palazzo. Il sindaco uscente prende questa difficile decisione rinunciando all'appoggio elettorale dell'ex sindaco pochi minuti dopo l'appello dei vertici nazionali del suo stesso partito, Fratelli d'Italia, a cercare l'unità nel centrodestra. Ed è scontro aperto tra comune di San Zenone degli Ezzelini e regione sulle opere compensative della superstrada pedemontana veneta. Sullo sfondo la diffida del sindaco al presidente Zaia, di cui abbiamo parlato nei nostri telegiornali anche ieri. A questo punto si arrangeranno gli avvocati, ha sbottato l'assessore regionale Elisa De Berti di fronte alla diffida inviata dal comune di San Zenone degli Ezzelini a Palazzo Balbi, nodo del contendere l'accordo di programma sottoscritto nel 2012 che prevedeva sul territorio comunale opere compensative per la realizzazione della superstrada pedemontana veneta, interventi che ha denunciato il sindaco Marin sono rimasti sulla carta, come non è stato dato corso alla richiesta di convocare quantomeno una conferenza di servizi. Quell'accordo di programma, ha spiegato De Berti, prevedeva gli interventi di compensazione solo previo reperimento delle risorse. De Berti, che ha definito il modo di agire di Marin fantasioso, forse dettato dalla giovane età, anche nel proporre un progetto modificato rispetto a quello originario. Ma il primo cittadino non ci sta. Il mio essere così giovane non mi impedisce di documentarmi. Quelle opere erano urgenti e da realizzare contestualmente alla pedemontana, dice in una nota diffusa nel pomeriggio, poi seguita da un video sui social rivolto alla cittadinanza, dove riferisce anche degli scambi avuti con l'assessore. Ho avuto ancora delle riconferme da parte della vicepresidente che le risorse non ci sono e che forse me le troverà, e allora abbiamo detto basta perché siamo stanchi, basta perché San Zenone ha subito fin troppo, Carenati ha subito e sta subendo fin troppo, basta, noi siamo stanchi. Da qui allora ci siamo confrontati con i nostri legali ed è partita la diffida rivolta alla regione affinché convochi un tavolo di nuovo per discutere e programmare le opere che ci spettano. Questo si doveva fare, questo dovevamo fare per il bene della nostra comunità. 10 località del litorale veneto si uniscono per scommettere sullo sviluppo rispettoso dell'ambiente. Eraclea vede per ora 600.000 turisti all'anno, generalmente come abitanti siamo sui 12.000. 10 località del litorale che d'estate moltiplicano a dismisura i propri abitanti e 10 progetti per un futuro verde, sostenibile, rispettoso dell'ambiente. La sfida è lanciata, si chiama Summit del Mare. Ogni sindaco lancia la sua proposta verde e i cittadini la giudicano. Un voto da 1 a 10 dal 28 giugno a fine settembre, poi le premiazioni ufficiali. Le 10 progettualità dei comuni verranno votate dalle comunità, quindi residenti e ospiti, attraverso un sondaggio sul sito della conferenza dei sindaci che promozioneremo nei prossimi giorni. La votazione si aprirà il giorno 29 di giugno, si chiuderà il 30 di settembre e avremo disponibili da 1 a 10, quindi ogni progetto potrà ricevere 1 o più voti, ovviamente votate. Venezia punta sugli autobus elettrici a carica rapida e alla ciclabile dal Lido a Pellestrina. Sottomarina farà una notte verde per unire la spiaggia alla città e alle nuove tecnologie. Rosolina, una gara podistica non competitiva di 4,5 km serale con tappe di educazione ambientale e informazioni sulla raccolta rifiuti. Tendiamo ad andare a valorizzare una pineta che abbiamo, che è il nostro grande patrimonio, un polmone verde importante, ma anche dal punto di vista sportivo, e una maggiore sensibilizzazione sul tema dell'abbandono dei rifiuti. Infatti abbiamo fatto una scelta un po' coraggiosa di togliere tutti i cestini riqualificando i sentieri. La mattinata di sabato 9 luglio, dove tutti gli amministratori insieme ai volontari andranno a fare una pulizia dello scanno, ma da quel momento sino al termine della stagione estiva verrà consegnato un conetto ai bagnanti che sarà naturalmente biodegradabile e che avrà la funzione di raccogliere i piccoli rifiuti.
tutti progetti legati tra loro, finanziati dalle singole amministrazioni, ma con una campagna di informazione pagata dalla Regione. Lutto a Longarone per la morte di Gianni Olivier, testimone vivente del disastro del Vajont. Il suo nome era Gianni Olivier e avrebbe compiuto 88 anni a luglio, ma per tutti era il maestro, testimone del Vajont. Era perché ora non c'è più. Purtroppo la scomparsa del maestro Gianni è sicuramente una perdita importante, anche perché lui ha racchiuso la storia e soprattutto ha fatto tanta ricerca, ha recuperato i nomi di tutte le vittime, delle loro famiglie, ha fatto un grandissimo lavoro anche fotografico delle vecchie lapidi del cimitero di Fortonia. Devo dire che è un patrimonio inestimabile che però lui non ha tenuto per sé, ma ha donato alla comunità, e questo è sicuramente un altro dei suoi grandi valori. Olivier era la memoria storica della tragedia nella quale aveva perso 28 familiari, tra cui i genitori e il fratello, allora capitano della locale squadra di calcio, il cui corpo fu ritrovato solo mesi dopo. È stato maestro delle elementari, è stato il mio maestro dalla terza alla quinta elementare, quindi devo dire che da lui ho imparato tantissimo, ha cresciuto generazioni di giovani. È stato uno dei grandi protagonisti della ricostruzione di Longarone, della nostra comunità, anche dal punto di vista sociale. Poi ha creato il Circolo Fotografico Recalchi, ha dato un grandissimo contributo all'associazione Vajont dei superstiti, e devo dire che la sua figura era un riferimento per tante persone. È tutto, previsioni del tempo ora, grazie per l'attenzione, buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. Sempre alta pressione africana, condizioni sostanzialmente stabili, salvo in montagna, e caldo afoso. Vediamo il dettaglio di venerdì 17 giugno. Sul Veneto tanto sole, cielo in genere poco nuvoloso. Nelle ore più calde della giornata possibile formazione di qualche temporale di calore sui rilievi. Non si esclude a seguire anche sulle zone adiacenti e fin verso le pianure. Temperature minime tra 16 e 24 gradi, massime comprese invece tra i 29 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato, cielo sereno o velato, senza piogge. Sulla costa la brezza manterrà l'aria un po' più fresca. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 31 e 33 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, qualche nube alta ma innocua. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32-34 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.